Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Amici sportivi, il saluto di Vito Romaniello per la 17ª giornata del campionato Serie B-Win. Padova e Varese sono accolte dalle cheerleader per quello che riguarda una partita diretta da Velotto di Grosseto, 8ª direzione stagionale per il geometra toscano. Di Gennaro dopo neppure 10 minuti non riesce a concludere, ci prova allora Gallozzi, la palla però termina al lato, non può arrivarci Cuffa. Il Padova ci ha provato sin dal principio, mister Sannino è preoccupato, Calori è soddisfatto per l'approccio dei suoi. E ancora il centrocampista Scuola Milan a impegnare Zappino su calcio di punizione, mira l'angolino basso, l'estremo difensore brasiliano del Varese c'è e respinge. Al 32esimo si fa vedere Succi, entra in aria, perde però l'attimo giusto per il tiro, allora si allarga, cerca lo spazio giusto per il cross. Becca Cuffa, colpo di testa debole, Zappino c'è, più prezioso come uomo assist, il miglior cecchino del campionato di Serie B che è ispirato, vede Gallozzi in area e arriva anche il primo gol in B per il giovane centrocampista di Frosinone. Indovinata davvero la scelta di Calori che lo manda in campo sin dal principio. Ecco che arriva il suggerimento di Succi, il suo inserimento dalla destra e il pallone che finisce sotto le gambe di Zappino. Mentre rivediamo il gol, il 40esimo di gioco, c'è il primo calcio d'angolo del Varese, tocca di testa il cross di Zecchin, Succi, Clayton ci arriva e riesce a segnare anche lui il suo primo gol nel campionato di Serie B Win. Il Varese pareggia proprio nel finale di primo tempo, però arriva la botta di Succi nelle fasi di recupero, fa tremare con un destro rabbioso la porta del Varese. Comincia il secondo tempo, grande paura perché al 10° della ripresa sugli sviluppi di questa punizione di Zecchin, testa a testa, Cesar contro Pisano, volti che sanguinano, il brasiliano del Padova rimane comunque in campo bendato, Pisano invece si allontana dal rettangolo di gioco. Gli ospiti sono in 10 con Pisano fuori, assistito dal medico del Varese, arriva il raddoppio del Padova su angolo di Gennaro. C'è l'inserimento vincente da parte di Bovo che di testa va a siglare il 2-1 e per lui si tratta anche del secondo gol stagionale. 28esimo, il Varese si sbilancia alla ricerca del pari, spazio ancora per Di Gennaro che vede la corrente italiano, la palla termina al lato. Ed ecco che arriva la risposta degli ospiti, viene affidata a Carrozza, mandato in campo da Sannino, interno destro dal limite che termina sul fondo. Soddisfazione per Carrozza per l'iniziativa, spunto di Neto Pereira, entra in area in mezzo a 4 difensori, vede Frara ed è 2-2, la rimonta del Varese arriva dalla panchina, Frara ha bruciato anche Cesar, primo gol in biancorosso per il giocatore ex Rimini, il Varese ci crede, Zecchin dentro ancora per Carrozza, acrobazia, Liardi si distende e ci arriva, quarto minuto di recupero dopo il tentativo di Carrozza ed è ancora lui, calcio di punizione che beffa il portiere Agliardi, non trattiene, 3-2 rimonta la matricola di Sannino e la prima squadra ad espugnare l'Euganeo nelle fasi di recupero, la punizione vincente di Carrozza. Velotto rimanda tutti a casa, il Varese riesce nell'operazione sorpasso ed espugna, come si diceva, Padova.